Eccoci, buonasera, buonasera a tutti gli amici da casa di Lombardia TV sintonizzati su questa emittente. Che calcio che fa, è arrivata la terza puntata con questo suo format che riguarda sia la TV che la radio che il web. Gli argomenti sono sempre più o meno insoliti di una settimana che è stata molto interessante per ciò che riguarda le coppe, le italiane in Coppa, ma è anche molto interessante in quanto andando in onda alle ore 21 di ogni venerdì ci sono appunto le partite del weekend calcistico dove svetta in particolar modo un Milan-Juventus. Gli ospiti della serata indubbiamente sono due persone che sono nell'ambiente ovviamente giornalistico, legati al calcio, legati sia da una passione che dal lavoro. Abbiamo da una parte un giornalista televisivo che da tanti anni ha una fede rossonera, imperversando simpaticamente in quel di Mediaset, Sky, Telepiù e negli ultimi periodi anche in emittenti come Sport Italia, 7 Gold, Milan TV ovviamente e Radio Rossonera. Ho il piacere di avere qui in studio Luca Serafini. Buonasera Fulvio, buonasera a tutti i telespettatori. Ecco, poi di Luca Serafini parleremo di un aspetto diciamo un po' differente, diciamo collaterale, che è molto importante perché è arrivato alla nona fatica letteraria, mi pare, sì. Giusto? La nona fatica, le prime 6 erano sportive, le ultime 3 sono romanzi, però il terzultimo e il penultimo erano basati su storie autobiografiche. Questa è la prima volta invece che tratto una storia, è ispirato a una storia realmente accaduta. Di questo ne parleremo approfonditamente. È ovvio che il calcio è in prima battuta, anche se poi che calcio che fa, arrivato a un certo punto, ha anche questa sfaccettatura, quella di andare a recuperare delle cose interessanti tra i personaggi che non sono solo legati al calcio. In questo caso ovviamente lo sono, come del resto è legato al calcio con una grandissima passione legata al Napoli. Abbiamo un amico di vecchia data, Luca Coscia di Io Tifo Napoli. Ciao Fulvio e buonasera a tutti. Eccoci, però Io Tifo Napoli mi sembra anche Casa Napoli, giusto? Esatto, sono opinionista a Casa Napoli con Pietro Maiello e Marica Fruscio, andiamo in onda tutti i martedì. Ecco, benissimo. Siamo un abitué del calcio napoletano, ma tra l'altro una trasmissione napoletana fatta in Lombardia, quindi cerchiamo di raccogliere soprattutto quel pubblico un po' emigrato qui nella città lombarda, ma anche se poi andiamo in onda anche giù. Che è tanto poi. Assolutamente sì, siamo la seconda regione per il numero di tifosi del Napoli dopo la campagna, chiaramente. Bene, allora ovviamente noi cominciamo un po' a calarci nella realtà, anche se poi la realtà calcistica, anche se poi parlando un po' di questo libro che si chiama Lady Stalker. Sì, Lady Stalker del gruppo Albatros. Del gruppo Albatros, dove viene rappresentata una storia molto particolare, dove emergono determinati concetti e soprattutto sentimenti, no? Il sentimento, diciamo, massimo, secondo me, è proprio quello legato al culto della famiglia e quindi chiaramente di una grandissima voglia di amore, no? Nei confronti. La storia è di una donna che diventa praticamente criminale a 80 anni dopo aver vissuto una vita piatta, normale, un'operaia tessile, vedova, perché praticamente lei è stata separata dai fratelli da bambina, era la maggiore in un orfanotrofio, non ne ha più saputo niente a parte una con la quale rimane in contatto, che però muore e lascia un'eredità in attesa di 400.000 euro sterline. Lei cerca i fratelli, poi quando finalmente li ha trovati, hanno tutti ovviamente una certa età, dice bene, adesso dividiamo in 3 questi soldi che ha lasciato la sua sorella. Il fratello risponde no, dividiamo in 2 perché l'altra è stata adottata, quindi ha perso i diritti. Io poi per di più sono vedovo, vivo a rimorchio di mia figlia che è separata e ha 3 figli, quindi ha bisogno di soldi e loro sono la mia famiglia. Lady Stalker, che era solo Lady, diventa Stalker in quel momento perché perpetra tante di quelle di quei tormenti, di quei fastidi del fratello molto pesanti e molto gravi. Subisce 3 processi, va in carcere una notte perché in Inghilterra non è che guarda una carta d'identità, perché nel frattempo sono passati anni, lei ne ha 85-86 e va avanti così per diverso tempo, vivendo in questo paesino del nord del Galles, dove sono stato 2 volte per conoscere i posti, dove ho scoperto che lei è ancora viva.
e la prima volta non ha voluto incontrarmi e mi si chiedeva perché io fossi così attratto dalla sua storia. Beh, insomma, una donna di 85 anni, hanno parlato di giornali e televisioni inglesi tutti all'epoca, e io gli ho detto: guarda, io non volevo parlare con lei, io sono venuto qui solo a visitare dei posti che non conosco e che sono fantastici, sono fuori dal mondo. Una zona, guarda, diciamo, nord incredibile, dell'Inghilterra. sì. No, Sembra di essere a centro-nord. Rio de Janeiro, ma sei in Galles, perché hai delle spiagge pazzesche, non c'è nessuno, l'acqua è L'acqua un fredda. po' fredda, eh? Sì, però vanno 30.000 inglesi durante l'anno, rimangono bianchi come il latte anche quando vanno al mare, però diventa un posto è molto rinomato, e lo capisco perché è veramente spettacolare. La seconda volta, un anno fa, a dicembre, invece mi ha ricevuto. Io gli ho detto: guardi che non parlo della sua storia, la conosco già, non voglio tormentarla, 95 anni. Però, Sì, e poi sono rimasti in contatto con la nipote, perché io, per non far confusione, ti dico che si trovano in 3 fratelli, ma in realtà un altro è anche morto, quindi c'è la nipote. Comunque, in sostanza, mi ha detto che in settembre è stato un mese in ospedale, la mia protagonista, e che l'ha chiamata quando è uscita, ha detto: spero che mi venga qualcosa per tornarci. Sono stata benissimo, perché ho fatto un sacco di amicizie, mangiavo bene, sì. È una donna pazzesca, È un con grande un'energia, personaggio. una determinazione. Mi ha molto colpito, in una famiglia completamente disfunzionale, disgregata. Lei compie degli atti estremi perché nella sua vita ha solo il parametro dell'orfanotrofio. Quindi per lei punizioni o premi sono sempre estremi, perché poi nella vita non è successo più nulla di eclatante e le è rimasto quell'imprinting lì. La prima volta che si scatena un motivo per tornare a imporre il suo metodo di giustizia e di giudizio, per amore, per procurare un vantaggio a terzi, non a se stessa. La prima diventa criminale per dividere un'eredità e non per tenerla. Mi ha colpito molto, mi ha veramente colpito, e il libro sta andando sorprendentemente bene. Non ho piacere tanto per me quanto per lei e per la sua storia, e per il fatto che dicono che in Italia non si legge, invece leggono. Vengono fuori, Sì, nonostante... perché le ultime presentazioni che sto facendo tante in tutta Italia, trovo già delle persone che lo hanno letto, che è più bello, no? Perché sennò tu fai l'imbonitore, devi convincere la gente a comprarlo. Io invidio i registi e gli attori amici miei, perché loro vanno a fare le prime, la gente vede la prima, poi si accendono le luci in sala e la conversazione... C'è già un rapporto. Parli di una cosa che è Invece appena così visto. devono ancora Se leggere vengono il le libro. presentazioni dei libri, tu devi convincere a comprarlo, che E poi non c'è uno scambio sulla storia, esattamente. diciamo, no? Invece ti devo dire che sono sorpreso da quest'ultima, forse per il tema che tratta. Quando io racconto la trama, poi l'interazione con la gente va sulla storia, che è quello che mi interessa. Non è che Forse ti interrompo un attimo, forse Certo. perché non si tratta di fantasia, ma si tratta già Sì, di una storia, anche, e quindi certo, questo è sì. interessante. E poi si tratta anche di argomenti che in fin dei conti sono importanti, no? Appunto, sono parlando attuali, perché io penso che noi siamo in un'epoca dove, se tu litighi con un collega, con un amico, con la fidanzata, con la moglie, con un parente, litighi e basta, finisce lì. Non difendi mai, anche se le divisioni sono il sentimento profonde. che ci sta dietro. Bravo, però difendi quello che ha costruito quel rapporto lì, in fondo, no? Io ho avuto 2 genitori che hanno vissuto per 37 anni come di matrimonio, come 2 fidanzati, no? Ma hanno avuto un grande momento di crisi, ma sono ripartiti fondandolo non tanto sui figli, perché eravamo già un po' grandi, ma su quello che è stata la loro storia, il loro sangue, no? E su quello sono ripartiti, hanno ricostruito da macerie un rapporto che poi è stato duraturo fino alla fine. Questa ricerca, questo sforzo, anche in casi estremi, non c'è più. Forse perché la gente ha bisogno di verità, bisogna partire da una logica di verità, non di camuffare determinate situazioni a seconda del proprio tornaconto, quindi anche in un rapporto, diciamo, dei genitori che possono avere un problema, no? Da questo punto di vista. Nel libro c'è un pochettino di calcio, 3 righe, perché io non posso, sai, io sono tifoso certo, da bambino, ovvio. malato, non so per... Magari c'è anche Milan. Per colpa, no, c'è il Southampton. Ah, ok. Sì, del Southampton, per un telefilm che si chiamava Tre cuori in affitto, o Il nido di Robin, lui viveva con queste due ragazze splendide, una bionda e una mora, che non c'era verso che gli dessero neanche un bacio, e quindi quando loro due, le ragazze conviventi, combinavano qualcosa in casa con altri uomini, lo spedivano fuori, lui si metteva lo sciarpone bianco-rosso e andava a vedere la partita del Southampton.
All'epoca, erano gli anni 70, tu per avere i risultati delle partite internazionali dovevi aspettare il Guerin Sportivo il martedì mattina. Non potevo. E io mi comprò il Guerin Sportivo per vedere cosa aveva. Poi tieni presente che da quegli anni lì hanno cominciato a giocare nel Southampton giocatori come Keegan, come Letizier, come James. Tu sai, adesso a maggio di quest'anno, nella finale della Champions c'erano in campo 8 giocatori che negli ultimi 5 anni erano al Southampton, e 3 gol su 4 Bale e Mané. Bale ne ha fatti 2. Bale e Mané erano giocatori del Southampton, Bale un po' prima del Tottenham, ma Mané, Loren, Van Dijk, ce ne sono, cioè, ancora oggi che siamo sest'ultimi in classifica, ne abbiamo prese 6 dal City domenica, ci sono 8 giocatori su 14 in nazionale. Che hanno fatto parte di questa cosa, va bene, quindi per dire che comunque in Lady Stalker abbiamo sempre un po' di calcio, perché con Luca Serafini non si può ovviamente glissare, no? Facciamo un piccolo rimando per ciò che riguarda con questo collegamento da Lady Stalker, quindi un discorso di sentimenti, di passione, a quelli che sono, diciamo, degli atteggiamenti dettati anche dall'animo umano, no? Quindi l'altro giorno c'è stata, per esempio, nella partita Juventus-Manchester un'uscita che è stata abbastanza criticata da parte di Mourinho, che ha voluto in qualche modo ascoltare un coro muto che si era zittito sul 2-1 indubbiamente del Manchester nei confronti della Juventus. Stiamo parlando di altre situazioni, però comunque in ogni caso quello è un atteggiamento molto umano. Giustificabile oppure no? Lo domando a Luca Coscia. Secondo me nel calcio si è visto anche di peggio, purtroppo anche gesti volgari in alcuni casi. Mi sembra che fare il gesto di porre la mano vicino all'orecchio non mi sembra tutta questa cosa, cioè ci può stare, è stato anche abbastanza ironico, sì, provocatore da certi punti di vista, però dire che è stato addirittura poi da censurare, ok, mi sembra un po' perché sono tutti molto bravi a salire in cattedra, esatto, a zittire, dopo che chiaramente c'è stato sia l'andata che il ritorno. Ma quando i calciatori non vanno molto lontano, vanno sotto la curva e fanno col dito così, non è peggio? Forse l'hai un'offesa nei confronti dei tifosi, dire visto zittendo, forse là è peggio. Luca invece cosa dice riguardo a questo? Io dico che il giocatore che è andato a redarguire Mourinho, che è Bonucci, un anno fa, quando ha segnato a Torino con la maglia del Milan, ha fatto questo gesto ai tifosi della Juventus, come sciacquatevi la bocca. Sì, tra l'altro anche recidivo ogni volta che abbiamo finito qui la discussione. Forse stiamo un po' eccedendo da questo punto di vista. Sì, hanno ecceduto anche i giornali inglesi che l'hanno massacrato, non gli hanno dato non sei un signore, poi proprio i tabloidi inglesi parlano i signori d'Italia. Sì, appunto. Qui sarebbe da aprire un altro argomento. Ma la trovo una cosa normale, giusta. Ci sarà un motivo per cui Bonucci ce l'ha con i tifosi della Juve, Ancelotti ce l'ha con i tifosi della Juve, che Mourinho se la prende con i tifosi della Juve, insomma, forse anche i tifosi della Juve dovrebbero rilassarsi, hanno una squadra che vince tutto e sempre, stessero tranquilli. Come vedi, rimando per esempio questa slide dove abbiamo appunto il gesto di Mourinho, e poi quello invece è quello per eccellenza, l'uomo più sanguigno del campionato di 20 anni fa, che era appunto Carletto Mazzone, che in un 3-3 al pareggio del proprio Brescia andò sotto la curva, no? Con l'Atalanta, fu squalificato, però alla fine della fiera, cioè, sono situazioni abbastanza normali, cioè, è come uno del resto piange alla fine di una partita persa magari molto importante, dall'altra parte ci può essere, diciamo, questo sconfinamento dopo un coro continuo nei tuoi confronti. Vabbè, ci sono state le partite di Coppa, no? Indubbiamente, quindi ci rifacciamo a quelle per esempio della Champions League. Abbiamo quindi le 4 squadre che in un modo o nell'altro, nonostante l'inciampo della Juventus, stanno dimostrando di essere abbastanza in linea con il raggiungimento dell'obiettivo, il superamento, non come prima, magari la Juventus passerà come prima, perlomeno del turno. Quindi in qualche modo il calcio italiano si rigenera con questo passaggio. Oddio, la settimana è stata un po' sofferta, perché io non lo so se il Napoli, ma credo di sì, perché comunque un po' di DNA ti rimane dentro, anche se il lavoro di Ancelotti è stato inizialmente proprio questo, cioè il Napoli non deve pensare agli avversari,
non può essere in campo che si riscalda prima di giocare con la Roma e atterrirsi perché la Juve vince a 20 secondi dalla fine all'Olimpico. Non può arrabbiarsi perché l'Inter vince 3-2 e la Juve vince 3-2 sul campo dell'Inter e loro sono a Firenze. Non si può, deve ricordarsi per sempre di aver vinto 1-0 a Torino. Questa operazione mentale la sta facendo Ancelotti quando non ha, dall'inizio ha rifiutato l'etichetta di anti, siamo il Napoli e basta, non siamo anti-Juve, anti-Paris Saint-Germain, anti-questo e basta, però secondo me la sconfitta del Liverpool in Jugoslavia, qualche cosettina, perché non è impensabile il cambiamento che c'è stato fra i 90 minuti di Parigi, i primi 45 in casa col Paris Saint-Germain e il secondo tempo suntuoso, no? C'era una scoria. Quando il Napoli, oramai il processo è quasi completo, avrà smaltito queste scorie mentali, rimane la squadra più bella che abbiamo in Italia. Beh, è una bella, diciamo, considerazione da parte di Luca Serafini. Sentiamo un napoletanologo. Secondo me Luca ha tutto giusto e perfetto quello che ha detto, tranne su una cosa, sul discorso della partita di mercoledì, chiedo scusa, per un motivo molto semplice, che è vero che il Liverpool aveva perso, però io ho visto tutte e due le squadre molto impaurite. Io ero a Parigi è stata tutt'altra partita dove entrambe un po' se la sono giocata. Là era chiaro che chi perdeva andava fuori e infatti si è visto il Paris Saint-Germain che alla fine non cercava la profondità, anzi ha messo un centrocampista in più, ha ingolfato un po' il gioco del Napoli perché temeva queste ripartenze, ha messo i tre centrali proprio per bloccare Insigne, lo stesso Mertens. Dall'altro il Napoli che è rimasto molto basso e anche quando ha fatto lo sforzo dell'1-1 ha messo alle corde del Paris Saint-Germain, una volta trovato il pareggio si è fermato, quando magari se avesse spinto altri 5 minuti magari poteva trovare il 2-1, o che so, quando si è fatto male Mertens, se mettere un ass, poteva mettere Miling e cercare la palla lunga. L'unico neo che trovo è quello, però poi per il resto ci sta, tutto sommato va bene, anche perché alla luce del risultato di Belgrado, adesso il Napoli, se dovesse vincere con la Stella Rossa e il Paris Saint-Germain non vince, il Napoli è tecnicamente passato il turno. Però sono d'accordo con lui, di Ancelotti si è detto un aggettivo, anzi due, uno è il leader calmo, seconda cosa è il normalizzatore, perché lui sta rendendo normale quello che noi una volta chiamavamo delle imprese e secondo me se il Napoli fa questo scatto mentale può effettivamente considerarsi una big a tutti gli effetti, sia per quello che diceva giustamente Luca, ma parlo anche per altre cose, che so, i festeggiamenti dopo la vittoria di Torino, no! Secondo me là, lo dico da napoletano, la piazza ha dimostrato di essere ancora non pronta per vincere, sa perché non si vince oramai da quasi 30 anni? Cioè ero bambino quando abbiamo vinto lo scudetto, però allo stesso tempo hai vinto una partita, sono 3 punti. Bene. Non hai vinto lo scudetto. Senti, hai detto eri piccolo a livello di 30 anni, chiedo alla regia di mandare in onda la slide numero 3. Eccoli qua. Le mie figurine di quando ero piccolo. Sembra fatto apposta, abbiamo proprio i due esponenti massimi di quelle due squadre che vinsero molto in quel periodo, il Milan in una maniera stratosferica, ma anche il Napoli di Maradona era una bellissima squadra, quindi da una parte Maradona, il calcio degli ultimi 30 anni, Marco Van Basten è un campione, un fuoriclasse eccezionale. Allora a questo punto qui in qualche modo mi piace andare un po' a sfrucugliare nella mente, nella memoria degli ospiti, mi piacerebbe che voi eliminaste, diciamo, Van Basten e Maradona e mi sottoponeste 2 giocatori per parte, no? Quindi per Luca Serafini 2 giocatori milanisti di questi ultimi 30 anni che hanno rappresentato qualcosa per lui, possono anche non essere i più importanti, stessa cosa per Luca. Sentiamo Luca, 2 giocatori di riferimento di questi ultimi 30 anni. Beh, io essendo diventato milanista fondamentalmente per Gianni Rivera, perché a me piaceva il calcio, avevo 7-8 anni, volevo andare a San Siro, spaccavo i maroni a tutti i parenti e gli amici, se mi avessero portato dell'Inter purtroppo avrei preso quella china lì, ma fortunatamente mi hanno mi ha portato dalla parte giusta del Daviglio. Ma comunque fra Mazzola e Rivera io impazzivo per Rivera, dico la verità. Quindi mi sono rimasti nelle corde quei giocatori lì. Io 2 giocatori che ho amato profondamente sono stati Rui Costa e Seedorf. Sì, 2 giocatori immensi, secondo me, addirittura contemporaneamente a Pirlo, tant'è che spesso e volentieri Rui Costa doveva fare percevere Rui Costa panchina nel Milan. Se penso a cosa oggi sarebbe il leader come massimo. Metteresti in ordine Pirlo, Seedorf e Rui Costa in una classifica ipotetica? Quali metteresti per primo? Nel suo ruolo Pirlo è stato il numero 1 del mondo. Quindi Pirlo, Seedorf e Rui Costa. Ok, sì, ci sta. Però io per Rui Costa te devo dire che ho avuto un debole molto particolare. Seedorf mi piace molto, anche ha una testa straordinaria. Parlare con Seedorf è tutte le volte un'esperienza, a parte la sua logorrea.
Mentre quando lui era piccolo, quando Luca io intervistai per la prima volta Ancelotti 30 anni fa, che aveva in braccio il piccolo Davide, che era appena nato. Suo assistente attuale. Sì, esatto. Lo conosco, sì, c'era, bravissimo, è importante lui, molto più importante di quello che sa la gente. Quante polemiche che vengono fuori anche, no? Di una preparazione, anche quello che oggi è il suo genero, in realtà la figlia ha il genero di Ancelotti, Mino è nutrizionista, no? Da quando era al Chelsea, poi a Parigi, e poi ha conosciuto la figlia, adesso è diventato il genero di... Ma è un altro ragazzo di una preparazione, di una cultura straordinaria. È normale che uno si fa Eppure vengono fuori le polemiche. Sì, volevo dirti una cosa sul Napoli di Ancelotti, mi ha sorpreso anche me un po' e sono strafelice per lui, perché l'etichetta era, sì, lui vince, bravo, bisogna essere bravi anche i campioni, però ha avuto delle squadre, il Chelsea, il Paris Saint-Germain, i campioni quest'anno è arrivato, non hanno fatto la campagna acquisti. Lui invece mi sta sorprendendo felicemente, perché io ero convinto che con l'intelligenza che ha facesse qualcosa di suo, ma soprattutto perché è cambiato radicalmente in pochi mesi, in poche settimane. Carlo era uno che giocava con 12-13 giocatori, sempre. Dal Milan al Chelsea, lui si fidava di quel Luca, gruppo lì, riguarda questo. E soprattutto, che era una cosa che a me mandava in delirio, in bestia dico, e tante volte lui fino al 65esimo non faceva cambi. Tu potevi vincere 8-0, perdere 1-0, fare 2-2, se non arrivava al 61, 69. Mi ricordo che c'era qualche polemica di amici milanisti che sì, dicevano non cambia non mai, cambiano eccetera, mai. eccetera. Arrivato al Napoli ha stravolto anche il suo concetto, cioè si è calato, è diventato aziendalista come non era mai prima. Beh, forse perché... Lo sento difendere la non campagna acquisti, certo, la valorizzazione di questa, e poi lo vedi nei fatti. Beh, poi è anche convinto di quello che aveva detto sì, De Laurentiis e di una rosa che non era stata sfruttata da Sarri, no, indubbiamente. Sì, ma lui non ha battuto ciglio. Volevo solo dirvi che sono stati vicini a Cristiano Ronaldo, a Di Maria e a Benzema. Che per un allenatore bella che cosa, vuole iniziare a vincere, sono dei buoni biglietti di ingresso. Anche su Mertens si è ricreduto, perché secondo lui penso che Mertens fosse arrivato un po' alla fine, sì, che giocasse solo da esterno, quindi infatti vedevo che puntava su... piano questo continua a fare gol, cioè, a un certo punto dice, mi dico in pancheggio, giustamente, ma è normale, no? Sì, certo, perché sono gli allenatori un po'... Ecco, Scusa, ho rubato... No, assolutamente, no, Ancelotti... È un piacere sentire questi aneddoti su Ancelotti, sì, da tifoso del Napoli. È una bellissima, vuol dire che parleremo un po' meno di Napoli nella seconda parte, no? No, fai parlare lui del Napoli, no? Mi sono impossessato del Napoli. I tuoi giocatori, invece, due giocatori, ovviamente tolto Maradona, vabbè, diciamo, come detto, tu li hai avuti anche in fin dei conti da piccolino, quindi ti può essere anche magari vabbè, io sono cresciuto a pane e Maradona, chiaramente, perché sono nato nell'82, quindi l'epoca maradoniana per me è iniziata a 4 anni ed è finita a 7 anni, però chiaramente quando poi sono cresciuto e iniziato a capire di calcio, i calciatori erano altri. Ne potrei citare tanti, però me ne vengono in mente due. Uno è Pino Taglialatela, che era il portiere quando, è vero, il Napoli era un napolicchio in quel momento, no? Lottava per salvarsi, andava in Coppa UEFA un anno sì un anno no, però sai, il portiere ischitano, quindi un napoletano che comunque difendeva i pali ed era l'unico che un po' si poteva essere un probabile nazionale, poi non ci è arrivato. Poi tra l'altro le scuole medie giocavo in porta, quindi mi è rimasto impresso. E proprio quello che invece poi mi ha fatto innamorare quando poi ho iniziato a fare la mia carriera da giornalista. Sì, dici Cavani, Higuaín, Hamsik, però per me resta il Pocio Lavezzi, perché è stato il primo fuoriclasse che abbiamo avuto dopo tanto tempo, ma soprattutto il suo modo di giocare mi faceva innamorare. È un crack, sì, era un crack. Il primo anno è stato una cosa. Cioè, guarda, per dire una cosa, Cavani lo ricordo non bene, di più, chiaro, venisse domani mattina il Matador a Napoli lo vado a prendere a piedi. Higuaín è un traditore. Higuaín è un traditore, anche se c'era il giorno in cui gli ho fatto il record, quindi comunque bei ricordi. Quell'anno l'ho viste quasi tutte le partite in trasferta del Napoli, essendo da me qua a Milano. Però come è rimasto nel cuore Lavezzi, non mi sono rimasti gli altri, diciamo, più altri fuori classe del Napoli di De Laurentiis. Bene, allora invece a questo punto vi faccio una domanda, sempre partiamo da questo testa a testa Milan-Napoli, anche se dopo nella seconda mezz'ora parleremo di un altro testa a testa importante che ci sarà appunto domenica sera. Tanto io sono avvilito per la sconfitta della Juve col Manchester, perché se doveva cadere la prima sconfitta cade 5 giorni prima di Milan-Juve. Pertanto è una sconfitta che non cambia assolutamente nulla, perché la Juve si qualificherà lo stesso, però me li ha fatti incazzare, così vengono a San Siro tutti, invece li preferivo un po' tronfi, un po' più molli. Sì, d'altra parte però c'è un mio amico che mi ha detto però forse qualche certezza gliela scalfita. Sì?
Questo Io ti dico la verità può che ho capire. un'ammirazione per questa Juve che è sconfinata, hanno due squadre fortissime e li temo molto e spero una volta tanto nella favola di Davide e Golia. Ne parliamo dopo, quando parliamo del però campionato. Mi è venuta dallo stomaco. Lo so, Per la questo è sconfitta giusto. col Manchester mi ha veramente turbato, ma devono perdere la prima partita dopo 6 mesi, 4 giorni prima di San Siro. Beh, però potrebbe anche essere Sì, un però momento sai, di... nella legge dei grandi numeri crisi. si perdono la prossima a febbraio, noi non ci stiamo dentro. No, anche perché diciamo una cosa, la sensazione che ho avuto è che la Juve ha perso quella partita anche perché si era un po', come dire, rilassata, come a dire noi siamo i più forti, eccetera, eccetera. Questa sconfitta rischia di portarli sulla terra e quindi è un male per il Milan. Ne parliamo dopo, Ne parliamo dopo. perché voglio ritornare sul discorso sempre Milan-Napoli, quindi io domando a Luca Serafini cosa manca a questo Napoli in questo periodo storico per veramente consacrarsi ad altissimi livelli, perché si è avvicinato con Sarri ad ottimi livelli di gioco, però Ancelotti ha riaggiustato le carte e sta riconsiderando la situazione di questo tipo, quindi un po' con un upgrade a modo suo, e dall'altra parte cosa ha questo Milan, cosa gli manca anzi a questo Milan per riuscire a raggiungere perlomeno un livello molto alto, non dico altissimo perché adesso nel breve è un po' difficile, quindi queste sono le due domande, sull'uno e sull'altro. Allora, adesso che è in corso questa rivalorizzazione di tutta la rosa, prima di parlare di cosa manca come giocatori, che bisogna verificarlo bene, di capire qual è il massimo esponenziale di Milik dopo un periodo così tormentato di infortuni, qual è ancora l'autonomia di Mertens e aggiungo anche di Callejon, che non si capisce mai, siamo a fine corsa anche per Hamsik, quindi ci sono un paio di ricambi da tenere Per l'anno caldi prossimo, per già da l'anno gennaio. prossimo, sì. Ma la cosa che cambiava, che deve cambiare, che sta cambiando, è quella di cui parlavamo anche prima con Luca, cioè la mentalità. Tu devi arrivare a un certo punto della tua storia, che è diventata una storia importante, perché nel campionato italiano 91 punti sono una storia importante, in cui intanto sei competitivo su 3 fronti, questo è un errore che a Sarri e De Laurentiis è imperdonabile. Non puoi scientemente rinunciare alle coppe, sia la Champions che l'Europa League che la Coppa Se fai giocare 13 giocatori per forza. Ma è un errore che tu devi impedire come società, la società deve puntare su... Allora quindi Sarri non è un maestro di calcio da un certo No, punto no, no, aspetta un attimo, aveva quel limite lì, che adesso sarà aiutato dal Chelsea a toglierselo, no? Oggi è arrivato al Napoli l'allenatore al mondo, credo, che ha più esperienza nella gestione delle 3 partite in una settimana, e oltretutto gestione di vincente, perché ha vinto la Coppa dei Campioni da tutte le parti più o meno, e ha vinto tanto, e quindi sa gestire queste forze, ma sa gestire queste forze non vuol dire fare il turnover, vuol dire gestire queste forze. Tra la domenica e mercoledì. Tu fai la partita della vita in casa con Liverpool e poi la domenica dopo devi essere bravo uguale, poi devi essere bravo uguale, poi devi essere bravo uguale sempre. E questo è il discorso forse... Ce la fai o non ce la fai? Non lo so, ma intanto... Di onorare sempre l'impegno, sempre sì, comunque, forse è quel famoso upgrade per far diventare veramente una squadra grande. Certo, perché a quel punto non ti interessa, non devi fare calcoli, in un girone poi sopra... La Champions League, hai visto cosa è successo a Liverpool, il PSV vinceva fino a 25 minuti dalla fine in casa del Tottenham. L'Inter ha rovesciato in 6 minuti, il Manchester ha rovesciato, la Champions League non è mai finita neanche in finale. Ti ricordi Bayern-Manchester, no? 1-0 49. Tu non devi fare calcoli, non li deve fare l'Inter, non li deve fare la Juve, tantomeno il Napoli, che sono tutti in 3 punti. Tu vai in campo, ha dimostrato che lo sa fare, l'ha fatto con Liverpool, l'ha fatto con la Stella Rossa, l'ha fatto quindi a quel punto lì non ti deve più interessare fare i conti li fanno quelli che sono dietro. Noi vinciamo le nostre partite, se il Napoli ha vinto le sue partite è qualificato, non gli interessa cosa succede dietro, è primo. Mi dà l'idea che Sarri abbia sbagliato qualcosina, indubbiamente. No, è una questione di esperienza, non ha mai giocato una partita in Coppa in vita sua, è arrivato lì, per la gestione si fidava di 13, l'ha gestita così, ma male, non cresci così. Bene, bene. Vabbè, niente, la risposta da parte tua, Luca, la vediamo nella seconda parte, diciamo, di Che calcio che fa. Adesso un piccolo break pubblicitario.
Eccoci, qua abbiamo una sveglietta, vabbè, non ci voleva questo momento, Era vabbè, più una cosa isolato. simpatica. Allora, eravamo rimasti sul discorso della Del Milan. domanda che riguardava appunto il Milan. Cosa manca a questo Milan per raggiungere un livello accettabile e entrare nei piani alti del calcio internazionale? Vabbè, il Milan in questo momento mi sembra un po' un cantiere in costruzione, penso già a quello che è successo quest'estate con il ritorno di Elliott che ha mandato via Mister Lee, però al di là di questo sono state fatte cose buone, penso anche all'acquisto di Higuaín su tutti, che comunque è un top player, non ci nascondiamo, uno che sta dimostrando quello che è, però vedo che ci mancano ancora alcune cose. Innanzitutto penso all'allenatore, ha fiducia, non ha fiducia nella società e quello già è importante, come altri ruoli in cui li vedo ancora scoperti. In difesa è arrivato Caldara, però ci manca ancora qualcuno, a centrocampo sono sempre gli stessi, però ci sta. Diciamo che questo non voglio dire che è l'anno zero, perché l'anno zero probabilmente era l'anno scorso, però è il primo anno in cui si sono fatte le cose in una certa maniera. Ci sta a costruire, sono arrivati calciatori importanti, lo strato sulla quale poi pian piano andare a crescere e poi magari anche scremare, perché alcuni calciatori penso c'è ancora Montolivo, sta gente qui, Abate, col tempo dovranno andare via. Quindi questo è stato il primo step di quest'anno per tornare magari a essere competitivi, quantomeno cercare di arrivare in Champions, che poi secondo me non è così difficile, perché la stessa Roma c'è una discontinuità allucinante, cioè è una squadra che si è vista, è venuta a pareggiare a Napoli facendo anche una grande partita, però la settimana prima aveva perso in casa con la SPAL, quindi io non vedo tutto questo gap. Tra l'altro dello scontro diretto il Milan ha vinto, quindi chi ti dice che quest'anno già il Milan non arrivi al quarto posto? Questa è una delle... Manca una continuità di risultati, l'ambiente, vabbè, l'ambiente a Milano già c'è, è un ambiente abituato a vincere, quindi c'è soltanto da riportare entusiasmo, in parte è stato riportato, però secondo me la costruzione va fatta proprio tutto all'interno, sia sulla squadra ma tutta la società, deve capire cosa deve fare con Gattuso, se Gattuso è l'allenatore del futuro oppure del presente, e anche su certi calciatori cosa fare, e la società, vabbè, pian pianino si sta ricostruendo, ha mandato via Fassone, si è dato Leonardo e Maldini. Vabbè, tu mi dai là perché insomma praticamente iniziamo il discorso nella seconda parte di Che calcio che fa con la Serie A che chiaramente ha il 12° turno. Vediamo un attimo, beh, innanzitutto la classifica, vediamo. Quindi qua abbiamo, come dicevi tu, a 4 punti dal terzo posto, il Milan è a pari merito con la Lazio, quindi tutto sommato se riesce a mantenere questo passo è importante indubbiamente per il Milan riuscire a rientrare nella corsa Champions. Poi non so, bisogna vedere alcune verifiche di chi si sta dietro, la Lazio non convince del tutto. Comunque abbiamo la Juventus a 31 punti, Inter e Napoli vanno un po' a braccetto, il Milan e la Lazio a 21, il Sassuolo a 18 che è un po' una squadra in crescita, un lotto di squadre tra Torino, Fiorentina, Roma e Atalanta, e mettiamoci anche la Sampdoria che comunque vede all'interno una Roma un po' decaduta, poi abbiamo il Parma, Genoa a 14 e poi c'è quella sorta diciamo di interregno a ridosso della zona più calda della retrocessione che porta fino al Bologna a punti 9 con le ultime 3 che sono Empoli a 6, Frosinone a 6 e il Chievo che rimane a -1. Vediamo il prossimo turno invece le partite che sono messe secondo un ordine di interesse, mi sono permesso di stilare. Allora noi abbiamo per esempio Milan-Juventus di cui adesso continueremo a parlare, poi abbiamo 2 partite interessanti, Atalanta-Inter e Genoa-Napoli, ma non solo perché sono a ridosso della prima in classifica, ma perché sono 2 trasferte particolari. Poi abbiamo un trittico Sassuolo-Lazio, Roma-Sampdoria e Torino-Parma che sono della centro alto classifica, 2 pesantissime Empoli-Udinese e Chievo-Bologna che possono in qualche modo rompere degli equilibri della zona di retrocessione e poi 2 partite un po' così interlocutorie, Frosinone-Fiorentina dove si dovrebbe pensare a una Fiorentina vincente e un Spal-Cagliari più probabile un pareggio. Iniziamo con Milan-Juventus, quindi ovviamente la domanda che mi sento di dire di rivolgere chiaramente a Luca Serafini è quante possibilità può effettivamente avere questo Milan nei confronti della Juventus. Prima hai sottolineato una tua amarezza per il fatto che il Manchester abbia appunto vinto nel turno di Coppa, però il Milan sì, come si presenta? Beh, insomma, intanto una piccolissima parentesi su Genoa-Empoli. Il Genoa ha esonerato Ballardini con la Genoa settima in classifica che aveva, mi pare, 13 punti, adesso ne ha 14. Genoa gioca col Napoli però. Come? Con Napoli, Genoa-Napoli, sì, sì. E non vince più.
L'Empoli, io ho visto Napoli-Empoli domenica e come ha detto Ancelotti a fine partita, l'Empoli è rimasto in partita fino a 5 minuti alla fine, quando il risultato era 3-1, da un momento all'altro ti aspettavi il 3-2, ha giocato benissimo, ma non ha davanti poverino nessuno, ha sto povero Caputo che è il primo anno di Serie A e il palermitano che è la Gumina, sul quale io puntavo molto, che non la mette mai. Esoneri di Andreazzoli, cioè non riesco a capire queste cose, nella Serie A continuano a Lo non so, capirle queste sono mai. delle situazioni Non le che capirò mai, ma sono perché difficili arriva per Iachini, tutti. gli darà più grinta, gli darà tutto quello che vuoi, ma se davanti non la mettono dentro rimane uguale. Ritorniamo Chiusa questa su Milan, parentesi, Milan, sì, ok. io penso che Gattuso sia la persona giusta al momento giusto, al posto giusto, perché cresce, matura con la squadra attraverso anche degli errori, per esempio il derby che secondo me è stato impostato e gestito male e gestito anche peggio. Le possibilità del Milan sono quelle che hanno tutti, e cioè quelle che non hanno contro la Juve, cioè la Juve si deve distrarre per 1, 2, 5, 10 o addirittura 80 minuti, un pochino, e il Milan deve rimanere sul pezzo per 90 più recupero, non c'è niente da fare. Deve essere una partita così, dove tu fai una partita senza una sbavatura e la Juve ha un po' di distrazione, perché nell'uno contro uno le due squadre della Juve sono tutte mediamente più forti del Milan, che se la gioca su 3 o 4 ruoli, ma se la gioca così, insomma, dove tu hai Suso che è in assoluto il giocatore più incisivo e più importante, loro hanno Douglas Costa e Quadrado. Dove tu hai Higuaín, loro hanno Cristiano Ronaldo. Ecco, ma al di là, diciamo, non sappiamo ancora le condizioni di Higuaín nel portare avanti la partita. Comunque se non potesse essere degli 11 titolari... Ma guarda, io dico adesso, non è che per carità, se c'è Higuaín è meglio. Però il Milan senza attaccanti a Sassuolo ha giocato la migliore partita della stagione. E a Udine, dove Cutrone, uscito Higuaín, ha fatto una cosa un po' diversa dal solito, pur continuando a fare il centravanti, ma il Milan aveva dovuto mischiare mezze punte e punte, c'era, ha fatto un'altra bellissima partita. Non ha dato punto di riferimento, dici, da questo punto da di una vista. parte, ma soprattutto ti tira fuori il 102% in tutti i giocatori. Gli altri giocatori. Perché tutti si aiutano, tutti corrono un po' di più, tutti si sbattono un po' di più. Arrivava da un periodo, da una settimana terrificante tra il derby e il Betis Siviglia dell'andata, quindi hanno dovuto dare ognuno di più. E se il Milan ha avuto in questo anno, dove dal 1° gennaio ad oggi ha fatto 60 punti in 30 partite, in proiezione voglio dire Champions League matematica, quasi addirittura più terzo posto che quarto, perché se tu sommi i 39 punti nei gironi di ritorno dell'anno scorso e i 21 che ha adesso in 10 partite, 11 partite, hai una media che è impressionante. Però le partite da squadra, qualcuna nel girone di ritorno dell'anno scorso l'ha fatta, quest'anno sono state adesso, Sassuolo, Genoa, Sampdoria, Udine, che poi finalmente sono hai visto una cosa, infatti non a caso, ho finito, nelle ultime 3 partite di campionato Genoa, Sampdoria e Udine hanno tirato in porta il Milan complessivamente non più di 4 volte, 5, facendo 3 gol, questo è un difetto che ti devi levare. Rivolgo invece a Luca la stessa domanda, nel senso che è ovvio che dall'inizio dell'anno tutti continuano a dire, tutti gli opinionisti, i giornalisti, che la Juventus ha 2 squadre, quindi chiaramente ha perso solo un pareggio, no? Quindi è fatto in casa con il Genoa, quindi arrivato a un certo punto la sconfitta dell'altro giorno può in qualche modo aver incrinato, l'abbiamo anche un po' accennato precedentemente, però questa cosa, c'è qualche speranza, riesce a dare qualche speranza ai milanisti? Sicuramente ha più speranza una squadra come il Milan, che è una squadra magari di medio-bassa classifica, è chiaro, perché il Milan comunque le sue individuali ce l'ha, non soltanto Higuaín, ma penso anche a Suso, che sì, cioè la squadra c'è, una buona squadra, però è chiaro che se la paragoniamo alla Juve è tutta un'altra storia, anche perché la sensazione che ha avuto quest'anno del Milan, che sì, riprese e quant'altro, però nelle partite che contano, col Napoli vinceva 2-0, ha perso 3-2, con la Roma che più o meno sia lì, l'ha presa per l'occhio per la cuffia e stava pareggiando la partita che aveva già vinta. Nel derby, come giustamente diceva Luca, diciamo che manca ancora quello step quando gioca con le grandi, si è visto anche col Deportivo La Corugna qui a Milano. Betis. Col Betis, scusa. Sì. Deportivo La Corugna ricorda qualcosa. No, infatti, scusa. Dolore anche quello, ma più antico. Va bene, senti, passiamo invece alle altre
alle altre partite, diciamo quelle che sono un po' a ridosso, perché è arrivato a un certo punto il Milan-Juventus, è chiaro che ci sarà questa curiosità, no? Da una parte un Milan che arriva anche un po' non in perfetta forma nell'organico, mentre invece dall'altra parte c'è l'organico. Sarà anche interessante capire se effettivamente la Juve può effettivamente lasciare qualche punto lungo il percorso. Tra l'altro no? non dimentichiamo che il Milan ha giocato ieri, quindi ha avuto praticamente 72 ore per recuperare per un big match, una trasferta tra l'altro in Spagna, e recuperare energie fisiche e mentali non è C'è anche questo discorso qua, sì. giustamente. Ha 6 punti di vantaggio nel duo, diciamo, che insegue, che è appunto il Napoli e l'Inter, no? Quindi le due partite sono Atalanta-Inter e Genoa-Napoli. Atalanta ha 15 punti dopo 3 partite vinte, no? Quindi si è un po' risistemata e ha praticamente una cosa interessante da dire, che per esempio ha la miglior difesa, è curioso questo, l'Atalanta in casa ha la miglior difesa del campionato con 2 gol subiti e il miglior attacco fuori casa con 12 gol fatti, uno in più rispetto alla Juventus. L'Inter ha 25 punti, è la solita situazione un po' particolare, perché ogni volta che l'Inter va a Bergamo ha veramente delle grosse difficoltà. Sei sicuro sulla difesa, perché ha perso 3-0 in casa col Cagliari l'Atalanta? L'Atalanta 3-0. Quanti gol ha subito in casa? Aspetta, 2, ho sbagliato forse a recuperare questo dato. Beh, è una delle difese più forti, però in devo casa andare a memoria, forse ne ha preso anche un altro, ma comunque insomma, va bene, okay, comunque rimane la valutazione di base, sì, rimane la valutazione di base. No, in casa confermo, sono 2. Ha perso ha fatto 2-0 7 col Cagliari? Sì, è 2. Il Cagliari è l'unica squadra che ha segnato a Bergamo. È 2. Sì, infatti ha fatto 7 gol e 2 subiti. Fuori casa invece ha fatto 12 gol e ne ha subite però 11, quindi è una squadra abbastanza garibaldina da questo punto di vista. E poi dall'altra parte invece c'è il Genoa, hai già fatto una parentesi Luca riguardo al Genoa, quindi la continuità della sconfitta Piontek non la prende più. Aiuta in qualche modo Piontek questo Napoli? Piontek l'ho visto a San Siro 2 volte, prima col Milan poi con l'Inter, non becca più la palla. Il Genoa si è bloccato, è sterile, ha fatto un gol al Milan contro ogni logica fisica, ma poi ha tirato in porta una sola volta e ha perso davvero al 92esimo, ma insomma comunque non era il Genoa di un mese fa, quel cambio di Preziosi non sono anche state 3 partite, una in fila all'altra. Sì, ho capito, ma ha perso anche a Sassuolo, con Ballardini se la giocava, segnava, c'era un'altra squadra. Io ho visto anche il Genoa Udinese prima che giocasse a San Siro col Milan. Molli 2-2, era superiore, si vedeva, l'Udinese l'ha ripresa, ha cambiato faccia, è probabilmente più difensivista, è probabilmente un po' più sommario, c'è meno un'idea, un'impronta di gioco che con Ballardini. Comunque un problema di Preziosi, ha voluto pagare 2 allenatori e mandare via uno che l'aveva portato al sesto posto. Io Luca faccio un discorso un po' più di ampia ragione, ma dei 3 esoneri che ci sono stati fino ad ora, mi dite qual era quello giusto? Perché secondo me Andreazzoli, l'Empoli lo seguiva, giocava, e perso col Napoli, cioè non è che è perso contro rispetto al Frosinone, quindi per me non ha senso. Il Chievo sta pagando il gap della partenza dei punti di penalizzazione e quant'altro, ma e poi comunque sono commessi in estate, è stato mandato via Maran, campagna acquisti deficitaria, eccetera, eccetera. Il Genoa comunque stava giocando con Ballardini, aveva la sua quadra, sì è vero c'è stato quell'incidente di percorso, l'aveva sconfitta in casa col Parma, però voglio dire, è una squadra che si stava salvando tranquillamente. Era una mezza sorpresa all'inizio del campionato, quindi certe volte bisogna cercare di capire che forse l'intervento sull'allenatore da esonerare è quando veramente sei in una situazione, non dico compromessa, ma veramente al limite. Quando la squadra sta andando bene mi sembra veramente aver aperto, diciamo, un nuovo scenario, no? nella situazione di avvicendamento, diciamo, dell'allenatore. Ma lui ha ragione, ma l'Empoli ha perso le ultime 2 con Juve e Napoli. Decorosamente con la Juve, alla quale ha tenuto testa per un po', e molto, molto decorosamente con Napoli, al di là di un 5-1 che è bugiardo rispetto a quello che hai visto. Se io sono presidente dell'Empoli, perdo 5-1, ma ho visto che c'è una squadra che risponde, che sta con il suo allenatore, quindi qual è il motivo? Il Milan sta con il suo allenatore, lo si vede negli atteggiamenti, il Chievo stava, come dice lui, in una situazione di limbo tale, i casini dell'estate per le schifezze che hanno combinato sul mercato negli ultimi anni, molto pagate molto dolcemente, molto molto dolcemente, perché 80 giocatori in 3 anni,
dei quali in 3 hanno fatto in 20 minuti su 80, è uno scandalo che poteva passare sotto traccia solo da noi. Quindi solo per questo a me piacerebbe che Campeleri andasse in Serie B, ma è una questione personale. Poi giustamente, cioè, mandi via la Natale e prendi Ventura. Arriveremo a parlare anche di questo. Sì, no. Senti, invece tornando al discorso dell'Inter, come vedete Marotta in un ipotetico, diciamo, non so se affiancamento o avvicendamento del direttore sportivo all'Inter? Beh, insomma, Marotta ha sbagliato nei primi anni, ma ha una società forte come l'ha avuta Allegri, come ce l'ha Allegri, che li guida, ma ha sbagliato 2 mosse tattiche che non avrebbe dovuto sbagliare, cioè non si è allineato all'operazione Ronaldo, non capendo che non era l'acquisizione di un cartellino e un ingaggio. L'operazione Ronaldo è una fusione di 2 aziende che io ho sognato, lo sai, l'ho detto tante volte, al Napoli. Magari. Perché non potevo vedere una destinazione diversa, migliore, più enfatica e più suggestiva che il Napoli. E se ha sbagliato una cosa De Laurentiis, invece di prendere Ronaldo, prende il Bari, dopo che hai fatto 91 punti e dopo 30 anni lotto per lo scudetto. Questa filosofia di De Laurentiis non la capisco. Ma De Laurentiis ha sbagliato, dico a Luca, ha sbagliato De Laurentiis da questo punto di vista, cioè di fare quel passo più lungo. Non è più lungo, non è un passo però più lungo. Ecco, faccio notare una cosa, lui giustamente diceva una cosa: acquistare Cristiano Ronaldo non vuol dire acquistare le prestazioni sportive di un calciatore come si fa nel 99% dei casi, ma acquistare un brand, perché Cristiano Ronaldo muove un'azienda, lui diceva, muove un fatturato, ci giriamo in giro. Il Napoli in questo momento era pronto per un'azione del genere, visto che il Napoli comunque ha un gap di merchandising, ha un gap questione stadio, a tutti questi gap che non la permettono poi a livello europeo e mondiale. Forse è il livello delle società, da una parte Torino contro Napoli, le 2 società. Io ho sempre l'impressione che lo stesso giocatore decide, no? E poi lui all'ultimo firma, no? Indubbiamente. Io ho l'impressione che il Napoli da questo punto di vista non sia ancora cresciuto, cioè il brand Napoli che tu potessi sfruttare, anche perché non dimentichiamoci che il Napoli, forse solo la Roma, ha un vantaggio, cioè tu hai il nome della squadra come il nome della città. Se tu vai in Cina all'estero ti proponi come Napoli e fai un brand creando Napoli città e Napoli squadra, quello dovresti sviluppare secondo me, e da lì poi puoi fare quel certo tipo di operazioni. Certo, da questo punto di vista la Juventus, non ti dimenticare che la Juventus decide di prendere Ronaldo, di fare Ronaldo, perché nonostante 7 scudetti e 2 finali di Champions in 3 anni, se esci dall'Italia, in Cina, in Thailandia, negli Stati Uniti, la Juventus non incide. L'Arsenal, che non vince più niente da 20 anni, ha vinto 2 o 3 coppette. Ha le scuole importanti per il giro per il mondo. Un brand, il Milan, quando sento dire ma figurati se adesso vengono al Milan, ci viene chiunque viene al Milan, perché il Milan è il Milan. Non sanno all'estero se vinci per sei il Milan. Allora la Juventus, stufa di questo discorso, dice adesso basta, infatti adesso apro quel che mercato. Diceva lui del Napoli, cioè, soffri benissimo, se soffri di merchandising, di marketing, non c'è nessuna operazione. Perché Ronaldo viene volentieri? Paga 100.000 euro forfettarie di tasse, viene al Milan, viene al Napoli, viene alla Juve, viene alla Fiorentina, viene dove gli pare, tanto quello che doveva fare, sta qua 2 anni, 3, poi va in Cina, si mette d'accordo con la società, è testimonial della Jeep, diventava ambasciatore delle produzioni cinematografiche, Hollywood, un film a fine carriera, gli sponsor. Se tu hai venduto, non so, 400.000 magliette alla Juve, va al Napoli quando ne vendi 4 milioni. Ma sì, ma no, io non sto scherzando. No, è vero, allora, è proprio vero questo discorso. In quest'ottica, siccome secondo me è molto attratto dai 100.000 euro che paga di tasse, io se fossi De Laurentiis andrei a stuzzicare Messi. Ah beh, certo, da questo punto di vista prima o poi sarebbe anche carino e interessante vedere un giocatore di quel livello nel nostro campionato. Ma Messi da Barcellona non si muove, ormai là è nato e là finirà la sua carriera calcistica. Si è capito che lui vuole l'ambiente in cui viene coccolato, viene un po'. Ah beh, più di Napoli, Messi no. Però su Napoli poi avrebbe una pressione tale che non lo so se lui Maradona era più garibaldino, era più carismatico da questo punto di vista, era uno che poi trasformava in positivo questa pressione che veniva alla piazza, che voleva vincere, che poi lo sappiamo era un po' una guerra, nel senso di dire andiamo a battere lo strapotere del nord, e lui la incanalava bene. È un po' dura che Messi invece abbandoni, che è riuscito in qualche modo ad eliminare quei dei concorrenti. Vedi per esempio Neymar, anche eliminato per il livello di gioco, ma anche il Barcellona ha indubbiamente
intascato un fior di soldi Ma nella guarda che plusvalenza. gioca nella squadra della capitale della Catalogna. Non pensare che siano teneri, lì sono incazzati, nazionalisti, feroci, odiano il Real Madrid, non possiamo neanche capire l'odio fra il nord e il sud in Italia, non c'entra niente. Però lì c'è stato per 15 anni Iniesta, che era lui il leader di quella squadra, e anche un po' Xavi. Cioè, è una situazione un po' diversa. Sì, è un po' cambiato la cosa. Senti, ma sogna Messi, sei napoletano, Giusto, gli dico prendete Messi, ma però è chiaro che se domani viene Messi a Napoli c'è che sono contento, ma non verrà mai. Comincia a farlo venire a Napoli, poi parliamo del carisma. Ma non viene, se venisse volentieri, ma non viene. Chi avrebbe detto a maggio quest'anno che Ronaldo veniva in Italia e alla Juve? Nessuno. Ma per la Le Juve vie del calcio e del fisco sono infinite. È vero, del fisco soprattutto. Sogna, giusto? Segui il consiglio di Luca Serafini, anche perché gratis. poi cerchiamo di crescere con un po' di campioni, anche se magari sono un po' più in fase calante, però comunque portano tantissimo, perché abbiamo bisogno di indotto, di soldi, pecunia. Va bene, andiamo a vedere invece le partite che sono quelle a ridosso della prima fascia, ma che comunque sono con un passetto potrebbero risalire. Abbiamo per esempio Sassuolo-Lazio, quindi 18 punti contro 21, e dico Sassuolo con De Zerbi è una squadra che sta indubbiamente diventando un po' la sorpresa. Questa partita potrebbe essere una sorta di spartiacque, perché se batte la Lazio raggiunge la stessa Lazio ed è al quinto posto, e quindi Sassuolo incomincia a diventare veramente una sorpresa a tutti. Sì, l'Atalanta dell'anno scorso di 2 anni fa. Sì, di 2 anni fa, esatto, però comunque adesso la raggiunge con un discorso legato al gioco, per esempio. Prima parlavamo di allenatori che arrivato a un certo punto vengono rimossi nonostante la bontà comunque del gioco e magari la mancanza del risultato diretto, continuo, però comunque hanno cercato di raggiungere l'obiettivo tramite il gioco. De Zerbi lo sta raggiungendo perché effettivamente le sue squadre giocano bene e questo Sassuolo sta giocando bene. Quindi... E con una Cerbi e un Politano in meno, che non sono poca cosa. In un contesto del genere, recuperando anche delle determinati giocatori. Uno in primis a me, quando vedo per esempio Boateng e dico come ha fatto a recuperare quel falso 9 in qualche modo, però è un giocatore intelligente, esatto, è una mossa molto intelligente, quindi può fare lo sgambetto. Luca? Sì, anche perché non dimentichiamoci anche qua lo stesso discorso, la Lazio viene da una partita difficile con l'Olympique Marsiglia, non è mai facile la partita dopo l'impegno a giovedì. E quindi sì, può fare lo sgambetto. Tra l'altro si è visto, Sassuolo è una squadra organizzata che fa sempre bene, una squadra che diverte, piace vederla, cioè mi diverte vedere il Sassuolo. Sì, gioca bene. Invece a Luca, Luca 1, Luca 2, a questo punto abbiamo un Roma-Sampdoria 16 contro 15 punti, dove c'è una Sampdoria che ha incominciato a tentennare in casa, mentre l'anno scorso piallava le squadre avversarie, comincia a fare dei punti fuori casa, va all'Olimpico con una Roma che incomincia ad avere ancora qualche dubbio sulla sua identità, oppure l'ha raggiunta in questo modo. Per esempio l'altro giorno hanno giocato un po' le seconde linee. Beh, è in una fase di leggera involuzione la Sampdoria. È arrivata a San Siro per esempio con la miglior difesa del campionato, non prendeva gol in trasferta in agosto, ne ha presi 3 e si è espressa male anche nella partita successiva. L'impianto di gioco è solido, a me ha fatto molta impressione a San Siro perché copre il campo molto bene, però se De Frel non aiuta come si deve Quagliarella là davanti qualche problema c'è, perché Quagliarella è un Icardi invecchiato, gli arriva una palla o due, lui una la butta in porta, non sempre in gol come fa Icardi, però ci mette del suo. L'organizzazione è buona, ma in questo momento scricchiola un po'. La Roma è come ti alzi la mattina e tiri su la tapparella, non sai mai se c'è il sole, se piove, se c'è il vento. È la rosa, secondo me, da 4 anni più forte d'Italia dopo quella della Juve, al suo livello, perché ha dei ricambi potenzialmente, però... Forse un po' troppo giovani quest'anno. Non lo so, però voglio dire, solo alla fine potenzialmente, forse mi sbaglio io. Perché comunque tu hai in panchina un giocatore come Under, un giocatore come Kluivert, un giocatore come Schick, un giocatore adesso a rotazione, fa Pastore, Cristante, cioè sono tanti in Europa che hanno un centrocampo come quello della Roma. C'è Pellegrini che è anche un giocatore di buona speranza. Pellegrini, c'è come si chiama l'altro centrocampista? Cristante. Zonzi. Bravo, scusa, perché da Fazio non mi suona più Zonzi, che è forte, un bel centrocampista. De Rossi con i suoi acciacchi, la sua età comunque tiene botta, non ha Perotti, è una fior di rose, una fior di squadra
però è di un divago tremendo, cioè, io non ho mai scommesso un euro nella mia vita su nulla, ma consiglio a tutti Tiene il Dzeko davanti, sulla Roma. tiene il Dzeko davanti e poi dopo bene o male cambia gli altri. Ma un po' di equivoci tattici la Roma, Cioè, Schick non si è capito da grande cosa vuole fare, o meglio, io lo vedo anche un po' studiato su questo tipo di gioco, perché lui è una seconda punta, però con Dzeko non puoi giocare col 3-5-2 perché Dzeko vuole l'area tutta per sé. Nel 4-3 non sa fare l'esterno, mi sembra uno che è un pesce fuor d'acqua in questo contesto. Lo stesso Zondì, fortissimo, mi sembra tutta fisicità e poca tecnica. Pastore che comunque, esatto, però ti rompe sempre lui e quindi gioca poco. E c'è ancora lo stesso Olsen, a me non mi fa impazzire come portiere. Sono un po' indietro perché questo tsunami che avviene ogni anno con la ricerca della plusvalenza crea dei problemi. Da un punto di vista invece concettuale, il Torino negli ultimi anni ha cercato di assestarsi nei piani alti, ma sempre qualche difficoltà, c'è sempre un qualcosa che lo blocca. A 17 punti incontra il Parma 14, può essere una partita interessante per riuscire quindi a fare questo scatto in avanti e anche dare un po' di continuità ai risultati. Il Torino dopo Genova, se vince questa partita, dimostra di giocarsi l'Europa League. In caso contrario, dimostra di essere ancora una volta l'eterna incompiuta. Sì, ho capito. Sì. Il Parma comunque è una squadra che per esempio ha dato dimostrazione in questo periodo di essere una squadra, venendo dalla Serie B, comunque di un livello un po' superiore di quelle diciamo della bassa classifica. A calcio degli esperti, Gervinho, Inglese, che comunque la prima serie l'hanno fatta, non eccelsa ma a buoni livelli l'hanno fatta, però mi sembra un'altra squadra che fa un po' saliscendi. C'è una squadra che ha vinto a Milano con l'Inter, però ha pareggiato in casa col Frosinone. Bene. Il Torino è più forte. Il Torino è più forte. Sulla carta sì, però parliamo dell'organizzazione di gioco, vediamo il Parma come gioca. Sì, sì. Beh, il Torino ha dei bei giocatori davanti, in un modo o nell'altro, no? Che sono sempre... Il Torino è una squadra che ha il problema delle pressioni dell'allenatore. Mazzarri è un allenatore che arriva là e poi è il primo che si fa prendere dal braccino del tennista, dall'ansia da prestazione. Sì, ha questo limite, lo aveva al Napoli dove oltre quel punto non riusciva a salire. La differenza col grande allenatore è questa. Sì, però secondo me la piazza ideale per lui Torino spunta Granada, perché lui in queste piazze calde, Pio Genova spunta Sampdoria, Napoli, ha sempre fatto Reggio Calabria, si è sempre esaltato, quindi secondo me il cuore Granata con Mazzarri ci può far bene. Infatti, penso però fino ad arrivare lì. Esatto, sì, arriverà lì sotto per fare il passo in più e poi non te lo fa. Però anche vero che quest'anno la difesa del Torino non mi sembra la difesa degli ultimi anni, insomma, ha perso qualcosina. Un giocatore come Moretti che mi sembra 38 anni. No, che 82 come me, che 38 anni. Senti, invece passiamo a due scontri che secondo me, perché dopo alla fine uno pensa sempre alla testa della classifica, pensa sempre a un Milan-Juventus, all'Inter, ma qua abbiamo per esempio un Empoli-Udinese, perché gira e rigira l'Udinese ha incontrato le più grandi nell'ultimo periodo, dal Napoli, la Juventus e il Milan, ha perso, continua a perdere punti e c'è questo Empoli che ha cambiato l'allenatore, quindi 6 punti contro 9. C'è una trappola in questa partita, dico a Luca, per l'Udinese, perché l'Udinese se perde incomincia veramente a rigiostrare tutto il suo campionato, a rivederlo, doverlo rivedere. Non mi piace l'Udinese, non mi piace dalla seconda parte di Oddo alla prima parte di questo Vasquez che è acerbo, credo, anche se sta facendo adesso. Sì, mi sembra un po', cioè, anche come si pone, mi sembra un po' distante dalla realtà. L'Udinese è una squadra che ci ha abituati a mostrare talenti sempre, però è carente davanti e io so per certo che Oddo a gennaio gli aveva detto se qui si ferma in Lasagna, si è dato la zappa sui piedi perché Lasagna si è fermato 2 mesi e ha perso 8 partite di fila e questo è il problema che ha l'Udinese, che se non segna Lasagna o De Paul si inventa una roba primo e in mezzo al campo c'è meno qualità di una volta, non è una squadra. Io ho visto delle partite, quella con la Juve, poi quella di Genova, poi quella col Milan. È una squadra che non mi piaceva molto, mi è sempre piaciuta molto l'Udinese, eccetera. Vedo anche la famiglia Pozzo un po' stanca. Infatti questo ha cercato un po' di rigiostrare le carte ultimamente, rientrando un po' nel progetto udinese. Però... L'Udinese è una squadra che cambia troppo, l'allenatore Velasquez di Isfa, non si capisce che identità c'è, lo stesso Fofana, a me mi sembra un po' uno straccio venduto per Fulano, non è un giocatore un po' così. Beh, poi dopo abbiamo una partita, il Chievo-Bologna, ecco questo dovrei domandare
mandarlo più a Luca Serafini per il discorso faccio il di tifo per Inzaghi. Pippo, quindi spero che vinca. Spero che vinca, Sì. perché poi veramente un -1 di Chievo, del Chievo e un Bologna qua a questo punto veramente, se il Bologna va a perdere a Verona contro il Chievo siamo veramente... Bologna di presa mi sembra, era partita un po' malino ma si sta riprendendo. Sta un po' riprendendo, però non si riesce a fare, diciamo, quello scatto. Ha perso in casa con l'Atalanta, l'Atalanta, però ha fatto la partita migliore del campionato, forse anche meglio che con la Roma per certi versi, però non l'ha gestita bene, non è stato neanche fortunato, però anche un punto solo sarebbe stato importante. Adesso anche per la panchina di Pippo il risultato di Verona comincia a essere non voglio dire decisivo, ma importante. Bene, siamo arrivati alla fine, perché dopo, parlando dell'uno e dell'altro, tanti Ridendo e argomenti, si passa in fretta. Allora ricordo innanzitutto la fatica letteraria di che ti Luca ho nel Serafini. frattempo, nell'intervallo prima, guardavo lo sponsor perché bisogna sempre fatturare, ma ti ho fatto anche la dedica. Grazie, e molto gentile. mi farà piacere tornare un giorno quando l'avrai letto, così parliamo anche. Assolutamente, in radio, magari sempre sì, che calcio che fai in radio. Radio, sul web, dove vuoi, nei tuoi 1000 mezzi mediatici. Grazie mille, grazie Luca per essere venuto. Grazie a voi, grazie infinite. Luca Coscia è già pronto con un tifo Napoli, giusto? Credici esatto. ancora, giusto? Senti l'esperienza di Luca che ti dice vai a prendere Messi, no? Quindi credici, Sì. credici da questo punto di vista. Se non ho Grazie, messi Luca. un fuoriclasse del genere sicuramente, anzi grazie a te e buonasera a tutti. Figurati. Va bene, io rinnovo l'invito a vedere indubbiamente Che calcio che fa al venerdì alle ore 21, in replica al sabato alle ore 18, poi ovviamente Che calcio che fa in qualche modo si allunga a lunedì alle ore 11 su Silvia Music Radio e poi sul web con checalciochefa.com e checalciochefa.it. Bene, terza puntata è finita, io vi ringrazio e ci vediamo settimana prossima. Grazie a tutti.